Eccoci insieme cari telespettatori, adesso parliamo di un argomento che è molto importante, molto interessante. Quando capita la situazione a livello nazionale se ne parla, però poi in realtà non si approfondisce, e invece il tema delle persone che spariscono o scompaiono è purtroppo di estrema attualità. Ogni anno decine di migliaia sono le persone di cui viene fatta denuncia di scomparsa. Per fortuna molti poi vengono ritrovati, dipende dalla fortuna perché poi non sempre coloro che vengono ritrovati sono in vita. Il 52,94%, dati aggiornati al 2019, sono minori e abbiamo denunce di scomparsa nel 2019 15.205, di cui 11.222 ritrovati. In Veneto, pensate, nel 2021 abbiamo circa 690 persone scomparse. Ma poi che differenza c'è tra le persone scomparse, quelle sparite, la denuncia che viene fatta, le azioni successive, il supporto poi che viene dato anche alle famiglie che vivono questa immane tragedia? Per parlare di tutto questo ci sono per fortuna anche delle associazioni che se ne occupano. Noi siamo in contatto e abbiamo il piacere di avere qui con noi collegata la signora Gilda Milani, consigliera, fondatrice dell'associazione Penelope Veneto Familiari e amici di persone scomparse. Ben arrivata qui con noi, past president peraltro. Chi la chiamo presidente, va bene? Anche se è stato fino a poco tempo fa, past president è lunga. Grazie di essere con noi. Mi può chiamare anche semplicemente Gilda, non c'è nessun problema. Buongiorno intanto. Buonasera signora. Allora ci dica, innanzitutto cerchiamo di capire cos'è l'associazione, l'associazione Penelope, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa fa? Che cos'è? Allora, l'associazione innanzitutto è un'associazione è nata su iniziativa di familiari di persone scomparse. Esattamente nel 2002 per iniziativa di Gildo Claps, che è il fratello della famosa Elisa, purtroppo diventata famosa nelle cronache, che è stata ritrovata dopo 17 anni nel tetto della chiesa di Potenza. L'idea è partita da lui, io personalmente l'avevo incontrato perché anch'io purtroppo sono reduce della scomparsa di mia figlia, ci eravamo conosciuti nell'anno tra il 95 e il 96 e ci eravamo ripromessi di riunirci perché avevamo capito che singolarmente come familiari non si poteva ad avere risposte concrete delle istituzioni, anche perché del fenomeno della scomparsa all'epoca non si parlava. Pertanto nel 2002 lui ha riunito una ventina di familiari, ci siamo ritrovati a Potenza ed è nata questa associazione. Con l'intento di che cosa? Come diceva lei, di far conoscere la problematica della scomparsa e far capire le difficoltà che purtroppo le famiglie si trovano a vivere, perché le famiglie all'epoca erano abbandonate a se stesse. Quindi il nostro intento era confrontarci inizialmente sulle varie problematiche che ognuno viveva o aveva vissuto e cercare di far pressione presso le istituzioni, perché noi sappiamo che le ricerche e le dinamiche della scomparsa devono essere seguite dalle istituzioni e far sì che queste cose venissero accettate dalle istituzioni, le nostre istanze, che sono state diverse. Questo è un po' il sunto della nascita. Dopodiché ci siamo, appunto, dopo esserci riuniti, abbiamo deciso di fare una richiesta formale al Ministero degli Interni. Questo nel 2007 ci siamo ritrovati, abbiamo avuto l'udienza dal ministro Amato all'epoca e abbiamo portato le nostre esigenze. Ognuno dei familiari ha portato le proprie difficoltà. A quel punto, dopo pochi mesi, fortunatamente ha capito la problematica, perché noi abbiamo chiesto: possiamo sapere quante sono le persone scomparse in Italia? Perché non se ne parlava e non si conosceva il fenomeno. Non hanno saputo darci una risposta perché non esisteva una banca dati degli scomparsi. In seguito a queste nostre richieste, lui ha deciso di nominare un commissario straordinario per le persone scomparse, che questo è stato il primo
è il primo tuttora anche adesso che esiste in Italia e anche all'estero, perché all'estero non c'è solo qui in Italia. Quindi quindi non c'è un dato storico certo che certifichi effettivamente quante sono le persone scomparse, se non a partire da quando è istituito, quindi abbastanza di recente. Esatto. Allora, da quando è stato istituito hanno fatto una ricerca e sono riusciti a costituire una banca dati a partire dal 1° gennaio del 1974. Ed è da quel dato lì, diciamo, che sono partiti, e attualmente ogni 6 mesi ci sono degli aggiornamenti, le famose relazioni semestrali che vengono fatte dall'ufficio del commissario straordinario. Solo da lì, quelle antecedenti non si sa. E sappiamo purtroppo che dal 1974 alla fine di dicembre del 2021 sono quasi 68.000, esattamente 27 le persone che non sono state rintracciate in Italia. Denunce fatte in Italia, che quindi comprendono italiani e stranieri, logicamente non sono tutti italiani, però è un numero veramente enorme. Impressionante, poi dicevo appunto la metà sono minori, per cui è anche impressionante questo. Esatto. Signora, volevo chiedere anche questo discorso, perché forse non tutti è precisa anche la chiarezza e la distinzione dei termini. Una persona scomparsa, quando è scomparsa, quando invece viene dichiarata la sparizione, insomma quali sono i vari step, perché anche giuridicamente ci sono, diciamo così, dei timing che sono stati prefissati e ci sono invece dei tempi che sono molto molto importanti, che dovrebbero essere altrettanto rispettati, entro i quali è più facile riuscire a avere notizie della persona, e sono le famose 48 ore, però ci sono dei problemi anche organizzativi, tecnici, di personale. Insomma, ci racconti un attimo come funziona questo meccanismo? Allora, fino appunto a quando si è messo in evidenza il fenomeno, purtroppo avevamo scoperto noi come associazione che c'era l'abitudine di, quando un familiare si recava a esporre denuncia della scomparsa di un familiare, che gli dicevano di ritornare oppure di attendere 72 ore. Questo era una cosa che non è mai esistita, perché non c'era stato nessun provvedimento, nessun regolamento, era una prassi che era venuta fuori così. Invece, da quando è stata istituita, siamo riusciti ad avere la legge del 2002, la 202, nel 2002, la legge, lì c'è l'obbligo della denuncia di scomparsa, di ricevere la denuncia di scomparsa appena la famiglia si presenta a fare la denuncia. Anzi, 2 anni dopo è stata anche approvata la modifica che qualsiasi persona può recarsi a fare la denuncia di scomparsa quando ritiene che ci sia un pericolo del familiare o del conoscente in questo caso. Quindi l'importante, noi diciamo, è fare immediatamente la denuncia. E un'altra cosa, c'era l'abitudine di dichiarare allontanamento volontario, in particolare per quando la persona era maggiorenne. Questo non esiste, perché la denuncia deve essere accettata e non si deve diciamo dichiarare che la persona ha eseguito un allontanamento volontario. Perché questo? Perché noi diciamo, è vero che la persona esce di casa con le proprie gambe, è vero che quindi sarebbe un'uscita volontaria, però quando un familiare si reca a fare la denuncia, noi diciamo vuol dire che è in pericolo, teme per la vita del proprio caro. Quindi noi ci stiamo battendo, perché purtroppo ancora oggi ci sono denunce veniamo a conoscenza di denunce di scomparsa che viene indicato allontanamento volontario. Questo io glielo posso dire in tutti questi anni, che quindi dal 2002 io faccio parte dell'associazione Penelope e ho seguito e sentito tantissime famiglie, non solo qua in Veneto ma anche diciamo fuori del Veneto, che le persone che veramente si sono allontanate volontariamente sono molto poche. Quindi questa è una delle battaglie che noi continuiamo a portare avanti ancora oggi, che non deve esistere la dicitura allontanamento volontario, che però c'è ancora oggi.
Ecco, Quindi, sì, prego, ma normalmente appunto partono subito nelle indagini oppure ci sono dei tempi da rispettare, ci sono degli elementi di prova da portare, come funziona? allora, la legge 202 è proprio chiara e è indicato che le ricerche devono partire immediatamente da parte delle forze dell'ordine. Ci sono dei piani territoriali che sono stati istituiti appunto dall'ufficio del commissario, che sono indicati a tutte le prefetture d'Italia, che sono le responsabili delle denunce, delle denunce che ricevono comunicazione dai carabinieri o polizia, dove la famiglia si reca a fare la denuncia, e che quindi fanno partire il piano territoriale. Cos'è il piano territoriale? Sono tutto quello che c'è a disposizione, vale a dire, in caso di una scomparsa si può attivare la polizia locale, i vigili del fuoco, bisogna anche dopo valutare la circostanza. Oggi come oggi abbiamo anche i droni, ci sono fortunatamente tanti mezzi nuovi che aiutano a ritrovare la persona, però c'è necessità della partenza immediata, di non attendere le famose 24-48 ore che erano una forma di comodo. Anche perché immagino che la persona va a fare la denuncia quando ha una consapevolezza piena che normalmente, secondo le abitudini della persona e anche in base a quello che ha portato con sé o non ha portato con sé, dovrebbe fare il Certo. ritorno in famiglia, a casa o nel luogo di dimora, no? Esatto, esatto, è quello che dicevo poco fa, che appunto un familiare che si reca a fare denuncia è perché è preoccupato per l'incolumità della persona, che sia in particolare se è un ragazzo giovane, ma che sia anche una persona di una certa età, che sia un qualsiasi cosa, qualsiasi persona, va a fare la denuncia perché è preoccupato. Quindi c'è la necessità dell'immediatezza delle ricerche, perché sono quelle più fondamentali. Purtroppo molte di queste persone non vengono ritrovate, altre vengono ritrovate però non in vita. Mhm. Questo è un altro fatto sconvolgente. Purtroppo sì, perché diciamo, se noi andiamo a guardare le casistiche, noi vediamo le persone vengono ritrovate normalmente, come le dicevo poco fa, 24-48 ore. Di solito sono quelle fondamentali. Quando comincia a passare il tempo e passare i giorni, c'è molta più difficoltà di ritrovare la persona in vita, sia che sia in particolare se sono persone anziane o diciamo che subiscono la patologia dell'Alzheimer, che ultimamente sta colpendo anche persone giovani, e se la persona non viene soccorsa perché ha bisogno, magari necessità dei medicinali per essere, diciamo, per star bene, non viene trovata nell'arco delle 24-48 ore, la maggioranza si trovano le persone senza vita, purtroppo. Nel caso dei più giovani invece che cosa succede per lo più, soprattutto dei minori? Nei giovani minori sono la maggioranza, sono ragazzi che diciamo non italiani che arrivano, lo sappiamo benissimo, no? Dalle varie situazioni, che magari sono presso i centri di accoglienza. E cosa succede? Che vengono accolti, però dopo scappano e scappando non si sa più che fine facciano. Questo è uno dei problemi molto gravi che c'è ancora. Difatti stiamo lavorando, abbiamo fatto delle proposte anche presso appunto il nostro commissario, perché ci vorrebbero delle tecniche diverse, insomma, per fare il riconoscimento, perché poi cosa succede? Che loro dicono che si allontanano perché devono fare il ricongiungimento, ma non sappiamo, perché non c'è stata non c'è la possibilità di verificare effettivamente, perché scappano, e quindi scappando a volte anche cosa succede? Se vengono fermati, magari trovano che danno anche delle generalità non corrette e quindi non si riesce più a rintracciare. Quindi questi ragazzi sono veramente in pericolo, perché poi possono essere sfruttati, come sappiamo, dalla prostituzione, varie altre cose, accattonaggio, tutte quelle cose che sono molto molto brutte che sappiamo esistono.
E questo è un capitolo che riguarda soprattutto gli stranieri, però ci sono Sì. invece molti minori che vivono in situazioni di famiglia normale, o così sembra, e che a un certo Mhm. punto non compaiono più a casa, di cui non si hanno più notizie, e non si sono più avute notizie. Di alcuni purtroppo sì, e non sono stati trovati appunto in vita, anche di recentissimo fatto qui Esatto. Sì, a il Padova, ragazzo. e poi ci sono le indagini in corso, apureranno le modalità e i fatti come si sono svolti, quali sono state le cause. Per lo più le cause di questi, ne siete a conoscenza o non c'è una casistica al riguardo? Ma in questi ultimi 2 anni, diciamo, da quando c'è stato quel lockdown, c'è stata veramente una crescita enorme di disagio su questi giovani. Diciamo che esattamente la causa non si sa, però è un problema che è veramente da valutare, non da sottovalutare, ci vorrebbe appunto più coinvolgimento che nei giovani. Difatti noi cerchiamo anche di andare nelle scuole per portare appunto a far capire le problematiche, ma credo che sia un problema dovuto anche appunto alla situazione che stiamo vivendo un po' e poi la fragilità di tanti ragazzi. Questa è una delle cose che diciamo abbiamo toccato con mano anche noi. Ecco, poi l'ultimo caso, come ha detto lei, di questo ragazzo qui di Padova, che purtroppo non è l'ultimo perché era successo anche alcuni mesi fa, un altro ragazzino. Non si capisce veramente la causa vera e propria di queste situazioni perché non ti danno una spiegazione, c'è questo allarme, ma è un allarme che la famiglia non si rende conto della gravità, perché anche quell'ultimo ragazzino qui, io ho sentito stamattina appunto del messaggio, ieri anzi del messaggio che aveva mandato la sua ex ragazza. Purtroppo non è l'unico, ecco, perché noi abbiamo seguito anche altri 2 casi, sempre delle zone qua nostre, c'era un disagio all'interno anche del ragazzo che però non era stato recepito dai familiari, purtroppo. Quindi in questi casi è il minore che si allontana deliberatamente da casa, non è un caso di, tra virgolette, rapimento o violenza che viene subita dalla persona, strappato diciamo, al proprio percorso ordinario tra casa, scuola o amicizie e quant'altro. No, le cose appunto di ragazzi strappati, come diceva lei, sono normalmente casi legati quasi sempre a coppie, diciamo che sono di nazionalità diversa, che magari il figlio viene portato all'estero e quindi poi è difficile anche il ricongiungimento. Ma le altre casistiche di altri ragazzi, come si parlava appunto del ragazzo ultimamente qui, sono ragazzi che escono, magari dicono ai genitori vado a fare un giro e poi non si sa però cosa c'è dietro. Ecco, questo purtroppo, queste sono cose che ci vorrebbe, diciamo, secondo me, anche cercare di capire tutte queste fragilità di questi ragazzi con persone specializzate e che possano approfondire queste dinamiche, insomma, il perché scattano queste cose. Forse è dovuto un po' anche da tutte queste, diciamo, agevolazioni che hanno con telefonini, con internet, con tutti i vari siti che ci sono e magari non sono preparati. Questa è un po' un'idea mia personale, adesso Certo. che sto dicendo. Signora, volevo chiedere, ma la famiglia, voi date un aiuto anche psicologico, un supporto oltre che Certo. materiale, tecnico, nel senso di come si deve procedere, tranquillizzate perché avete anche un'esperienza e persone che sono preparate. Le famiglie Mhm. come reagiscono e che tipo di aiuto hanno bisogno? Allora, il nostro approccio è questo, noi quando veniamo, perché noi non è che abbiamo, cioè siamo informati come le forze dell'ordine ricevono la denuncia, noi le accogliamo spesso e volentieri anche noi da internet, dalle varie fonti di informazione. Noi approcciamo la famiglia in base appunto sempre in modo privato, ci proponiamo, noi diamo assistenza legale e psicologica gratuita alle famiglie.
li indirizziamo, gli diamo appunto, diciamo, li accompagniamo, ecco, in questa situazione che stanno vivendo, perché le posso garantire che non è una situazione normale, perché a volte noi diciamo anche alle forze dell'ordine che dicono ma i familiari non ci hanno spiegato bene la situazione, perché quando succede una scomparsa non si può essere in condizioni normali, quindi anche qui noi diciamo ci vorrebbero delle persone specializzate anche all'interno delle forze dell'ordine che sappiano anche fare delle domande adeguate alla famiglia, se non nel primo momento ma nel successivo, perché noi è quello che facciamo, noi ci approcciamo alla famiglia, cerchiamo di parlare insieme, andiamo anche a dire guarda precedentemente è successo questo, può essere che lui abbia avuto dei disagi, chiediamo appunto se ha dei problemi, se prende delle medicine, tutte quelle cose che possono influire a quello che questo ragazzo o donna, quello che ha causato la scomparsa. E poi noi collaboriamo con le forze dell'ordine, perché se veniamo a conoscenza di qualcosa parlando con le famiglie, le informiamo le forze dell'ordine, e tutto questo per aiutare perché la persona venga ritrovata. Ecco, poi come le dicevo, li accompagniamo finché la persona viene trovata. Se non viene trovata, continuiamo il nostro rapporto, perché noi abbiamo familiari che purtroppo non hanno ancora ritrovato il proprio caro, che però fanno parte, sono uniti a noi a sostegno anche di altre famiglie, e ci confrontiamo a vicende e vi accompagniamo anche su tutte le problematiche che poi si trovano a vivere, perché non è quando la persona non viene trovata, poi subentrano tutta una serie di problemi legati alla situazione familiare, vale a dire se è un papà di famiglia, se lavora, c'è problema nell'ambito del lavoro, poi col passare del tempo purtroppo ci sono problemi legali da risolvere, come la denuncia di assenza che bisogna fare dopo 2 anni, poi ci sono i problemi legati a quello che può essere il discorso della pensione, ci sono varie cose, e noi in questo caso qua sosteniamo la famiglia a titolo gratuito con i nostri legali che fortunatamente si sono uniti a noi. Ultimamente abbiamo avuto anche altre persone, come oltre a psicologi anche psichiatri, esperti appunto per quanto riguarda se c'è bisogno quando viene ritrovato un corpo, medici legali. Ecco, stiamo crescendo molto e tutto a titolo gratuito in aiuto a queste famiglie che si trovano a vivere il dramma. Ecco, lei diceva 2 anni la dichiarazione di assenza, e invece ci vogliono 10 anni, se non sbaglio, per la dichiarazione di morte presunta. Attualmente è così, noi abbiamo già presentato la modifica alla proposta di legge di poter arrivare a 5 anni, appunto perché 10 anni sono tanti. Perché accorciare le tempistiche? Se magari la persona, non ci sono stati casi dopo 6 anni magari di ritrovamento in vita? No, attualmente no, è successo un caso mi sembra all'estero recentemente, ma qua in Italia credo che in tutti questi anni sia successo una volta sola, che una persona è stata ritrovata dopo 5-6 anni, che era un allontanamento volontario, giustamente era stato classificato un allontanamento volontario. Però dobbiamo metterci anche nei panni di quelle famiglie che magari vivono con la pensione del marito o del papà, di quello che è, e che si trovano quando quella persona è scomparsa, che rischiano devono mantenere tutto il patrimonio fermo per 10 anni finché non viene dichiarata la morte presunta, capisci? Quindi sono molte le problematiche che ci sono di mezzo, per questo che noi puntiamo che venga appunto almeno accorciata a 5 anni, perché come ha detto lei ci può essere che una persona si allontana volontariamente, ma molto 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 raro. Chiaro, solo un'ultima cosa, siamo un po' in chiusura. Voi siete stati ammessi come parte civile perché comunque collaborate attivamente, siete riconosciuti dalle prefetture, e parte civile nel processo anche per i danni eventuali, vero? Sì, esatto. Noi difendiamo sempre le vittime, diciamo. Per esempio siamo costituiti parte civile anche nel caso di Samira, la donna, quella che il marito è stato condannato
all'ergastolo ultimamente, quindi noi siamo riconosciuti appunto, riconosciuti e ci viene anche dato un contributo che logicamente così è, Certo. non è materiale, diciamo, ma a noi interessa che venga fatta verità e che ci sia giustizia per le vittime o per le persone scomparse, che diciamo siamo stati l'unica associazione che è riuscita ad ottenere delle condanne anche senza il ritrovamento del corpo della persona che è scomparsa. Grazie signora, dobbiamo chiudere. Un messaggio che vorrebbe mandare a tutti coloro che vivono situazioni del genere, magari non sono a conoscenza anche della vostra associazione. Voglio solo dire di non chiudersi in se stessi, è quello che dico sempre ai familiari quando entro in contatto, di chiedere aiuto, di non avere vergogna e se noi siamo qui per quello che possiamo fare siamo a disposizione. Quindi qualsiasi persona, ma anche conoscenti che magari vengono a conoscenza che c'è un familiare scomparso di qualche amico o cosa, che si può rivolgere tranquillamente a noi. Noi abbiamo le nostre pagine Facebook, c'è un sito che è www.penelopeitalia.org e siamo presenti in 17 regioni qui in Italia attualmente. Quindi in modo capillare sul territorio. Allora io la ringrazio Esatto. tantissimo, ringrazio Gilda Milani dell'associazione Penelope Veneto, familiari e amici delle persone scomparse. Avete visto c'è un sito, è bene anche così guardarlo, perché poi tra l'altro ci sono anche molte schede di persone, sono persone che hanno lasciato una loro vita, hanno lasciato la loro famiglia, di cui non ci sono più notizie, e colpiscono molto queste cose, veramente devono far riflettere su tante cose, non solo relativamente ai minori ma anche persone un po' più anziane o comunque così, di cui non spariscono nel nulla, e quindi ci sono tanti casi che meritano l'attenzione anche umana, soprattutto questo è l'aspetto, perché non sono numeri, non sono schede, ma sono persone, sono vite e sono famiglie che ci stanno dietro. La ringrazio tanto, le auguro buon lavoro naturalmente. Ringrazio lei e ringrazio voi per lo spazio che ci avete dedicato. Noi diciamo sempre, speriamo che non ci sia più bisogno della nostra associazione. Purtroppo invece ci rendiamo conto che scomparse ce ne sono tutti i giorni. Assolutamente. Noi la ringraziamo, vi auguriamo buon lavoro e speriamo naturalmente che possiate ottenere tutti quegli obiettivi che avete chiesto. Ce ne sono anche tanti, come il riconoscimento di una banca dati del DNA, ma non soltanto, che diventa fondamentale. Grazie ancora, buon proseguimento a voi telespettatori e a lei buon lavoro. Grazie.